sei nata. Madonna. Papà, ma che faceste? Non abbandonaste voi? Capirete, senza di voi non c'è divertimento. E poi mi pare che non sia un atto legale abbandonare i convizi a tavola e non fare più la comparsa. State zitta che è meglio, sembra che non fa fare malafione. Scusatemi, mi sono dovuto assentare. Ma quando scappa, non si può trattenere. No, signor Marchese, cosa ha capito? Mi sono assentato per dare comando ai camerieri di far preparare il giardino. Se non vi dispiace, il caffè lo prendiamo lì. In giardino? Bellissima idea. A proposito, ma mio fratello è il principe. Dove? Dico, mio fratello è il principe. Dove? Dov'è? Ah, dov'è? No, io pensavo che fosse con voi. Ma no, ha lasciato la tavola e poi non si è più visto. Cavaliere Eccellenza, vi è fuori la principessa di Casador. La principessa di Casador? Ma è impossibile, ha succedere qualche cosa. Mia zia, ma com'è possibile? Abbiamo consumato sempre. Ma che Sentite a vita, siamo consumati. Marchese, vostra zia qua, vostra cognata. Ma io non saprei. Ma credo che ci sia uno sbaglio. Ma vi ha proprio detto la principessa di casa? Sì, signore, è propriamente la principessa di Casador. E se verite come sta ammalata, ma ancora forza per parlare. Io ci addomandai chi cercate, e ella mi rispondì: qui vi sta la famiglia mia nobile, qui vi sta il principe mio marito, quindi annunziatemi. La principessa? Ma com'è possibile? Ma come mai? Chi deve senza panza, senza fegato, senza cuore, senza niente, e se ne va a passeare? Secondo me a succedere qualcosa di grave. Chissà che cosa di importante vi deve dire. Vado a riceverla. Vincenzo. Fai che sì, pigliate un caffè, pigliatevi vicino, perché il cane ha detto a boscare. Non fate così, non vi preoccupate, deve esserci un equivoco. Io ti riuscissi a scappare pugliaitino. Ma senta chi stavo tanto leggendo, poi hai detto, vuoi dire che oscuro che c'è, cosa ne scanciano un po' male alle narie. Un cuore pure c'era, Non fate così, coraggio. Ma sta principessa va cucciolissima, viene qua. Prego, prego. Piano, principessa, piano. Piano, piano. Piano, principessa. Piano. Piano. Luigino, prendi una sedia. Sì, subito. Lucella! che eri felice. Grazie, signora. Quanto siete Moglie di non buoni. felice. Ah, come mai? Piano, piano, piano. Prego, piano. Murio! Ma calma! Ma principessa, come mai voi uscite di casa che siete così tanto ammalata? Cognata cara, mia cara cognato. Ma che ne stiamo pazza, che bene stiamo a capo e consumarmi. Zia cara, ma perché avete fatto questo? Cognata mia, cara, ma perché questa vostra visita? Voi uscire di casa con la malattia che avete significa proprio abbreviarsi la vita. Chi potesse morire ammazzato. Chi ti potesse seccare la lingua. Lo so che io non dovrei più muovermi di casa. Ma che volete? Mi sono vista sola, abbandonata da tutti e ho detto, giacché devo morire assolutamente, voglio morire in mezzo ai miei cari, amati, dilettissimi parenti, fra le braccia del mio amato consorte. E allora spicciate e fallo prima. E ben amore, io sono in a casa. Lo so che voi poco vi curate di me e che attendete con ansia l'ora della mia morte. Ma sapete come si dice? Morte addisiata non arriva mai. Ma a proposito, dov'è mio marito il principe? Dov'è il mio principe azzurro? Voglio vedere il principe.
principe. Fatemi vedere il principe. Voglio vedere il principe. Principessa, non fate così. Ora ve lo chiamo. Non fate così. Biasi! La chiamo principe perché la principessa innamora senza casa se tu lo vedi. Subito, signor padrone cavaliere eccellenza. E quando arrivo, principe? Voglio vedere il principe. Principessa, non fate così che sta per arrivare. Lo sa quando mi calmo io? Quando vedo il principe! Fatemi vedere il principe! Sa, a quest'ora mi si abbaia sempre la vista. Poi, poco dopo, mi viene la tosse, l'affanno, le convulsioni, i dolori, quante cose, quante cose. Però sa quando mi calmo? Quando vedo il principe. Fatemi vedere il principe. Voglio vedere il principe. Ora arrivo, principe, ora arrivo. Arriva, principessa, non fate così. Arrivo, principe. Quando arriva? Mia cara diletta consorte! Ah, eccoti. Ma che veniste per consumare i miei mendici? Non ti potevi stare a casa. Finalmente sei qua. Vieni qua. Avvicinati quanto ti faccio un occhionivoro. Vieni qua, mio caro principe azzurro, che devo dirti tante cose. E dimmi pure tu qualche cosa. Parra. Sicuro, va a ammazzarmi. Caro fratello, ma voi di questa visita che cosa ne pensate? Che devo dire? Ci ha fatto tanto piacere. Oh, ma come mai tutta questa sorpresa? Tutta questa meraviglia? Non ero mica morta. E tu, mio caro marito, ti eri già dimenticato della tua cara principessa? Ma quando mai? Proprio poc'anzi si parlava di voi, è vero? Sì, se avessi avuto un poco di affezionamento per me, avessi morito. Quella poveretta sta sola a casa e noi siamo tutti insieme, beviamo, mangiamo e ci divertiamo. E quella poveretta sta digiuna. Come sta digiuna? No, ma quando mai? Non gli date retta. Il medico gli ha proibito di mangiare. Sì. Comunque, adesso che sono qua, vorrei scambiare due paroline con i miei amati e dilettissimi parenti, se Don Gaetano permette. Oh, assolutamente. Io tolgo il disturbo, anche perché presumo che voi avete tante cose importanti di famiglia da discutere. Sì, infatti, mi farebbe piacere rimanere da sola col principe. Sì, allora noi togliamo il disturbo. Ma mio fratello e mia sorella possono rimanere, del resto sono parenti. Ecco, dice giusto il principe, loro sono parenti e possono rimanere, io ancora non lo sono, ma fra un poco lo sarò anch'io e per il momento fate il vostro comodo. Accomodiamoci.